No! È il sindaco di Scaffingio! Ha visto che ovazione? Sente, non è che fonti contento su. E certo. Come mai ha carruba in mano, sindaco? Ah no, tiene un sagarroba, poi in poche parole è un tipico prodotto di Scaffingio. La è carruba. usanza di papà in quaresima poi. E come mai questa usanza? Cosa deriva questa usanza? No, vabbè, questa usanza è una usanza antica, in poche parole, in paese, de me, fu da arrivare questo picciocchio, un extracomunitario, mi pare di questa Palestina. E fu da arrivare tutto niente in conto, c'era, teneva da canco Franchicedo che gli ha fatto il padre, poi si è da spapparottato tutto su di noi e ci diede accabata. Pappenni che ruba con i sproccosu. Come te sproccosu. Finito male. E da lì infatti usanza di pappade che ruba in vita, c'è da mancaiata. E come si chiama questo ragazzo? Questo non mi vuole sbagliare, ma mi pare che si chiamasse Prodigo. Prodigo? Sì, Prodigo, fu di Ciocchedo. Teneva il proprio nome nel suo babbo. Suo babbo pure si era Sì, non si era suo figlio il Prodigo, no, in vita. Ma vi ha parenti dei Prodi? Sì, questo del suo governo, dipende su zio fu di questo. Su zio, ho capito. Papà di Carruba una storia già sentita, mi sembra. Io so questa maglietta che fa schifo. Beh, già sentita, poi tu criticante a me da in vita questo Ciocchedo. Sempre che ne sicuramente da intendi un luogo bottega, cosa io, e infatti il suo E torna, che te ha fatto? Torna in Palestina. Penso che sia da tornare in Palestina. Ma non abbiamo mandato neanche la cartolina. Si mandato una lettera, c'era dentro una fotografia e in poche parole si vede questa fotografia che fu papende pezzo e vitella con suo babbo in una veste. È tornato. Non uscivo. Comunque. Parliamo di cose di Scaffingio. Infatti, io sono venuto per te, questa cosa mi interessa, manco una pizza. In poche parole, noi siamo venuti qui a Castedo per doppio sponsorizzare il nuovo acquedotto che abbiamo fatto a Scaffingio. Ma perché l'altro ormai era vecchio? No, l'altro l'abbiamo finito 2 anni fa. Vabbè, se è nuovo ne avete fatto un altro. Beh, c'è da mancaiato. Ma questo è uno spreco di soldi, perché scusa? È uno spreco di soldi perché questo passa l'acqua gassata. L'acqua gassata. Ma stai scherzando? No, c'è da mancaiato. Cioè, voi avete fatto la condotta nuova per l'acqua gassata, ma siete pazzi? C'è da mancaiato, ma tavazzi. Noi siamo il primo comune in Italia a avere casa per casa l'acqua naturale e l'acqua frizzante. Siete mai fatta sta doccia con acqua gassata? No, non ancora. Bello. Ma è acqua Banoa? Come? A Banoa? Sì, acqua nuova, non su da Picauso. No, a Banoa è quello che... È frisca, come da Picauso. Quindi sgorga naturalmente? Non riuscivo che sgorghi naturalmente, non su da Picauso di una mizza. È una mizza? Mizza, da una sorgente. Però in questo terreno noi per anni ci usufuliamo rifiuti tossici. Eternita, amianto, tutta questa cosa, ti è arrivato reazione con l'acqua e poi essendo gasata, una cosa fantastica. Ma l'avete fatto analizzare quest'acqua? No, c'è da mancare. Come no? Dovete fare l'analisi, come... No, vabbè, l'abbiamo testata con Ziubicia Puntedo su De Bida. Ziubicia Puntedo. È un uomo, in poche parole, che tiene problema di prostate, è sempre viscia. In poche parole, lui l'ha bevuta per un anno, quest'acqua, 2 litri al giorno, non si è morto e quindi... Anzi, gli dirò di più, la prostata sta guarendo. E infatti da doppio si commercializzare quest'acqua per problemi di prostata, così. No, ma in paese sono d'accordo su questa condotta dell'acqua gasata? Ragazzi, ci sono state un po' di polemiche. Tra l'altro mi hanno fatto un attentato. A lei? A me un attentato. E che cosa gli hanno attentato? Stavo uscendo da casa l'altro giorno, davanti al portoncino a Pobbio, davanti al portoncino di casa, una breve sgozzata, morta, e mi hanno fatto una croce col sangue della pecora. Cioè, ma lei ha fatto la denuncia ai carabinieri? Manco una pizza. No, ho chiamato gli assessori, su scrociato a breve, l'abbiamo pulita sedere su pappava, abbiamo... Ma lei mangia la pecora dell'attentato, scusi. Come? Ma lei mangia la pecora dell'attentato? C'è da mancaiato. Anzi, speriamo che si indifezza, tanto se manco una sagita di questo attentato. E ci non comprato savezza per quanto riguarda spuntini di giunta, ok? Ma, scusi, io la ringrazio. No, io ringrazio a voi, invito tutta la popolazione sarda a venire a Scaffingio buffet acqua gassata e tra l'altro... No, tra l'altro, siccome questa settimana scorsa venivano surreggenti in vita, così va su good. Ah, sì. In poche parole... Avete accontentato tutti? Abbiamo accontentato così, però ci sono molte richieste, allora abbiamo fatto la proroga per tutto marzo. Quindi bene tranquillo su Scaffingio, che tanto se uno che si fa di su good, da cattaisi sempre. Grazie. Arrivederci. Grazie, sindaco di Scaffingio. Bravissimo.